L'assessore all'istruzione della Regione Calabria Sandra Savaglio lancia un appello ai docenti e al personale ATA e dice: fate i test sierologici. La denuncia di CGIL Cisle Will: in Calabria la situazione sanitaria è da allarme rosso, il ministro Speranza convoca la triplice per l'8 settembre. Il direttore generale dell'ARPA caltraccia lo stato di salute del mare in Calabria, balneabilità al 98%, dice, non mancano però le criticità. 5 ore di interrogatorio per l'ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, arrestata con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La donna ha respinto le accuse, nessun favore ai boss, ha dichiarato. Tocca quota 10 il numero di contagiati al coronavirus oggi in Calabria, lo rende noto il bollettino regionale. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, sono ore cruciali per quanto riguarda proprio l'apertura delle scuole e le misure da adottare anche in Calabria proprio per combattere il coronavirus. L'assessore all'istruzione Sandra Savaglio lancia un appello ai docenti e al personale ATA e dice: fate i test sierologici. Ieri il dato è emerso da una riunione convocata dall'assessore regionale all'istruzione Sandra Savaglio, che a circa 14.000 studenti calabresi al momento non è garantita un'aula che consenta di svolgere le lezioni in condizioni di sicurezza per le esigenze legate al Covid-19. Oggi l'assessore Savaglio lancia un appello al personale docente ATA, sostenendo l'importanza ad effettuare i test sierologici. Mi affido al senso di responsabilità della classe docente, ha dichiarato la Savaglio, per dare l'esempio nell'educazione alla salute, al rispetto di sé e degli altri. Andiamo a fare i test, facciamolo nella serenità di una comunità che vuole lavorare e pensando al benessere di tutti. C'è un appello che rivolgo a tutto il personale del mondo della scuola, al senso civico e alla responsabilità, ai doveri più che agli obblighi, e a comunque considerare che dobbiamo pensare al benessere degli ultimi della catena, gli studenti. Dimostriamo di essere una regione matura. Io ci conto. Queste le parole dell'assessore Savaglio. Parliamo adesso di un tavolo tecnico che è stato convocato alla Regione Calabria proprio con il Comitato Uniti per l'Autismo per discutere proprio della ripresa delle attività scolastiche. Quella dell'autismo è una problematica da sempre trascurata in Calabria, ma dobbiamo adesso registrare come la Regione Calabria abbia voluto incontrare, attraverso l'assessore Sandra Savaglio, il Comitato Uniti per l'Autismo per discutere della ripresa delle attività scolastiche. All'incontro erano presenti i dirigenti dei vari istituti scolastici, i rappresentanti dei sindacati, i sindaci e le associazioni delle famiglie di persone disabili, e per la prima volta il Comitato Unito per l'Autismo Calabria è stato invitato, quindi noi vogliamo portare la voce dei nostri figli, perché l'autismo fino adesso non è stato efficacemente rappresentato. Al tavolo tecnico organizzato dall'assessorato all'istruzione della Regione, il Comitato Uniti per l'Autismo ha presentato diverse richieste e proposte operative. Soprattutto per quanto riguarda la ripresa dell'anno scolastico, noi auspichiamo una ripresa in presenza. Su questo noi non possiamo prescindere, perché i nostri ragazzi hanno subito un grosso danno dal lockdown. La scuola è un punto di riferimento fondamentale per i nostri ragazzi, perché è l'unico luogo in cui loro possono avere rapporti sociali con i loro coetanei. Vista l'atavica mancanza di fondi, resta di fondamentale importanza coinvolgere in maniera più attiva i comuni e i loro servizi sociali, perché si possano davvero applicare i cosiddetti decreti inclusione e i relativi piani educativi individualizzati. C'è una carenza di servizi, soprattutto manca una programmazione, perché in fondo i fondi non sono tantissimi, infatti noi chiediamo anche altri fondi alla Regione da destinare ai comuni e soprattutto per le scuole e per gli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, e per avviare strutture inclusive, perché noi non vogliamo ghetti, sia chiaro, non vogliamo che siano creati dei centri dove ghettizzare i nostri ragazzi, ma vogliamo creare dei servizi sul territorio. Cambiamo adesso argomento, parliamo di sanità, perché c'è la denuncia della triade CGIL, CISL e UIL. In Calabria la situazione sanitaria è da allarme rosso. Il ministro Speranza nel frattempo ha convocato proprio la triplice per l'8 di settembre.
La situazione sanitaria calabrese è da allarme rosso, così CGIL e CISL UIL che in una lettera al ministro Speranza hanno evidenziato i tanti mali della sanità calabrese. Abbiamo denunciato unitariamente come CGIL e CISL UIL con una lettera aperta al ministro Speranza il sistema della salute calabrese che ormai è paralizzato e collassato. Abbiamo chiesto al ministro di fare presto e di chiedere un incontro perché si stanno bloccando interi reparti, si stanno bloccando i ricoveri e in tutta la Calabria c'è una situazione d'emergenza. Mancano medici e infermieri, l'abbiamo detto più volte anche con delle recenti iniziative, c'è una struttura commissariale che è completamente assente, c'è una Calabria in abbandono da un punto di vista del sistema della salute, si dice che si stanno facendo risparmi perché semplicemente non si sta facendo più sanità. Ci sono interi territori abbandonati, denuncia la triplice sindacale, si chiudono reparti, le strutture ospedaliere sono fatiscenti e c'è il blocco totale della programmazione, criticità che i sindacati evidenzieranno nei prossimi giorni al Ministro della Salute. Abbiamo chiesto un incontro al Ministro che ci ha già convocato per il giorno 8 settembre perché serve necessariamente fare il punto anche alla luce dell'emergenza Covid. In Calabria non sappiamo quanti sono i respiratori, i ventilatori, quante sono le terapie intensive, quante sono i centri Covid organizzati e quindi c'è un tema che riguarda la salute dei cittadini ma anche la ripresa delle attività scolastiche. C'è una Calabria completamente abbandonata dalla struttura commissariale e quindi chiediamo al governo un'azione, una per superare questo famigerato decreto Calabria e due per mettere in piedi un piano emergenziale per garantire la tutela della salute dei cittadini ma anche la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori che operano nella sanità calabrese. E a proposito di coronavirus, è arrivato nel pomeriggio del 26 agosto scorso proveniente dalla Croazia, dopo aver toccato anche alcune zone del Crotonese e del Reggino, lo yacht con a bordo nel quale è salito il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo, che ha individuato un nuovo caso di Covid-19. Si tratterebbe di una persona di nazionalità croatiana presente a bordo con altri 4 ospiti dell'equipaggio anche di nazionalità francese. Attraverso alcuni canali il personale dell'ASP di Vibo è salito proprio sullo yacht per effettuare gli screening previsti sia al personale di bordo che ai viaggiatori. Adesso per questa persona si potrebbe profilare due possibilità, due strade: o attendere a bordo dello yacht proprio fino alla propria negativizzazione, o scendere a terra e consentire agli altri di proseguire, agli altri occupanti di proseguire il viaggio fino alla destinazione finale, che sarebbe Nizza. Adesso invece per quanto riguarda il bollettino regionale risalgono i contagi in Calabria e si tocca quota 10. Secondo il bollettino diramato dalla Regione Calabria, ad oggi sono stati effettuati 149.976 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.432, 10 in più rispetto a ieri. Quelle negative 148.544. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 4 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 186 guariti e 33 deceduti; a Cosenza 3 in reparto, 31 in isolamento domiciliare, 446 guariti e 34 deceduti; a Reggio Calabria 2 in reparto, 64 in isolamento domiciliare, 281 guariti e 19 deceduti; a Crotone 1 in reparto, 7 in isolamento domiciliare, 116 guariti e 6 deceduti; a Vibo Valentia 4 in isolamento domiciliare, 82 guariti e 5 deceduti. Altre regioni o stati esteri 101. Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture e province che nel tempo sono stati rimessi. Nei ricoveri segnalati presso l'ospedale di Catanzaro 3 sono nel reparto di malattie infettive, 2 provengono dalla provincia di Vibo, di cui una è ricoverata in malattie infettive successivamente al parto cesareo. Uno proviene da fuori regione, mentre un altro è stato trasferito al reparto di rianimazione dell'AU.
Il paziente della rianimazione è stato trasferito al reparto di malattie infettive dell'AO di Catanzaro. Dei 6 pazienti ricoverati al reparto di malattie infettive di Cosenza, 4 sono non residenti. Nel conteggio si trovano nel setting fuori regione. Dei 4 casi invece rilevati all'AO di Catanzaro, 3 appartengono al CARA di Crotone e 1 è un soggetto autoctono. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 5.171. Nel conteggio sono compresi anche 2 pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale. Parliamo adesso di turismo e di mare pulito, perché il direttore generale dell'ARPA, Caldomenico Pappaterra, ha tracciato il bilancio di salute del mare, balneabilità al 98%, dice non mancano però le criticità. I report dei tecnici dell'ARPACAL sulle condizioni del mare calabrese sono quotidiani. Ci sono delle criticità in alcuni punti, ma secondo il direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, la qualità complessivamente delle acque del nostro mare è eccellente. La balneabilità delle coste è intorno al 98%. Le condizioni del nostro mare sono complessivamente eccellenti. Sia il monitoraggio che abbiamo consegnato alla Regione per fare l'apertura dell'attività di balneazione di quest'anno, ma anche i controlli che stiamo facendo in questa fase. Noi non ci fermiamo mai. Noi in questo periodo di stagionale abbiamo superato i 3.000 controlli e vi devo dire che di questi 3.000 controlli solamente meno di 40 sono risultati non conformi, a dimostrazione, come vi dicevo prima, che siamo intorno all'1-1,2% di mare che non è balneabile. Eppure sono diversi i comuni costieri dove il mare appare sporco. Ci sono queste colorazioni anomale. Alcune sono sicuramente dovute a quelle segnalazioni che arrivano dai cittadini, sia al 1530, sia all'agenzia, sia alle capitanerie di porto, sono veritiere, sono documentazioni veritiere. Lì, Isabella, abbiamo un problema. Soprattutto quello che accade nei torrenti, nei fiumi e nei corsi di scopo, che riguardano un po' l'entroterra, perché è da lì che arrivano a mare spesso scarichi che non sono controllati oppure stanno dentro dinamiche in cui questi fiumi ormai sono diventati anche delle vere e proprie discariche. Sotto la lente dunque i corsi d'acqua, la gestione dei rifiuti e il sistema della depurazione, ma per migliorare, sottolinea Pappaterra, è necessaria la collaborazione di tutti. Bisogna migliorare il sistema dei depuratori costieri. Non è pensabile, sono depuratori costruiti in tempi non sospetti, ormai che sono anche molto adulti nella loro vita, fatemi passare questo termine, e non è pensabile che in una realtà che d'inverno ha 5.000 abitanti si possano caricare su quello stesso impianto un carico antropico di quasi 50.000 abitanti, come sta accadendo un po' diffusamente in tutti i comuni. Quindi è chiaro che va messo mano ad un riammodernamento del sistema depurativo sull'asse costiero, ma soprattutto, fatemelo ribadire, va risolto il problema di quello che arriva da tanti torrenti e da tanti fiumi. E qui i sindaci, io credo che dovrebbero cooperare meglio con la Regione, con le istituzioni a tutti i livelli, per favorire un percorso di pianificazione di questi interventi. Catanzaro adesso, dove il Presidente della Camera di Commercio ha tracciato un bilancio sul turismo, l'ente camerale ha promosso un bando per sostenere le imprese del settore. Ripartiamo dal turismo e il bando della Camera di Commercio di Catanzaro dedicato alle imprese del settore, un voucher fino a 5.000 euro per finanziare interventi di messa in sicurezza, riorganizzazione o riqualificazione dell'attività di impresa. Ma qual è il bilancio di questa stagione estiva anomala, caratterizzata dall'emergenza sanitaria? Fino a maggio si pensava che nessuna struttura alberghiera poteva aprire, quindi adesso stiamo vedendo che c'è un afflusso comunque di turisti di prossimità
dei nostri, diciamo, dei siciliani, dei pugliesi, dei campani e anche degli stessi, soprattutto calabresi, perché credo che c'è stata una riscoperta della Calabria da noi stessi calabresi. E il bando del turismo è stato per noi molto importante perché fa riscoprire sicuramente i valori e le strutture proprio da noi stessi calabresi. Quindi il bilancio è sicuramente positivo perché comunque il mese di luglio e il mese di agosto è andato molto bene, si nota. E soprattutto abbiamo capito quant'è l'importanza di avere un'economia interna, basti pensare agli studenti che non sono andati via, basti pensare anche a chi lavorava al nord o al centro, che invece adesso possono lavorare qua in Calabria, purtroppo per lo smart working, ma sono comunque rimasti qua in Calabria. Anche gli operatori turistici hanno risposto bene, riuscendo ad attrezzare le loro strutture ricettive in poco tempo. In tutte le strutture c'è comunque una tutela del cliente da tutti i dispositivi che appunto la legge prevede e devo dire che tutti sono molto attenti perché, ripeto, la priorità comunque è l'aspetto sanitario e devo fare un plauso a tutte le strutture ricettive e a tutte le attività economiche del turismo. E a proposito di problemi atavici, emerge in queste ore proprio una situazione, quella dei tirocinanti della giustizia. L'assessore al lavoro della Regione Calabria, Fausto Orsomarso, interviene e dice è un problema che viene da lontano, noi ci siamo attivati, ma la parte principale spetta al governo centrale. Sono oltre 7.000 i tirocinanti impegnati negli uffici giudiziari, nelle strutture del MIBAC e del MIUR, che attendono la stabilizzazione da troppo tempo. L'assessore regionale al lavoro Fausto Orsomarso ha interpellato il ministro del lavoro per trovare un percorso condiviso e risolvere una volta per tutte una problematica atavica. I tirocinanti, vi ricorderete, erano stati dimenticati da qualsiasi politica di sussidio dei governi. E abbiamo fatto una tantum di 500 euro e è differenziata la problematica, ci sono in fisse con i comuni, sono circa 4.600-4.700 persone, poi quelli che hanno già terminato i tirocinanti della giustizia, anche il MIBACT, io penso che è stata proprio, a parte ce ne occupiamo, nel senso io l'ordine del giorno ho sentito già nelle settimane scorse i sindacati, mancava sposato la CGIL, abbiamo appuntamenti il 7 per discutere non soltanto i tirocinanti ma anche altre problematiche riguardo al lavoro. È normale che se 50 persone hanno fatto un tirocinio in un comune, il problema è avere un supporto del governo. Ho già sentito una conference call la ministra che ha preso anche l'impegno di venire in Calabria, spero a fine settembre, è una tematica che abbiamo sul tavolo e va risolta. Un confronto con i sindacati è previsto nei prossimi giorni, ma l'assessore dice bisogna che il governo nazionale indichi una soluzione per il vasto bacino dei tirocinanti. Nasce male. È nata male perché è stato uno sfruttamento bello e buono, perché con 500 euro al mese, tra l'altro al rimborso, non mi sembra che come politiche attive di sussidio rispetto alla mobilità in deroga che fu abolita da Poletti e poi fu scaricata sulle regioni con i fondi regionali, quindi questa è la sintesi di questa situazione. Noi ovviamente ce ne occuperemo come tutte le questioni che abbiamo sul campo e sul tema dei tirocinanti va fatto un tavolo con i sindacati, con il governo nazionale per capire se con le risorse del Recovery Fund si può fare un intervento straordinario, impiegando, perché il tema è sempre lo stesso, 4.700 persone, mobilità in deroga, vengono prestati con il tirocinio di 500 euro, una miseria, bisogna dire, sfruttati anche in molte occasioni ai comuni, e noi sappiamo benissimo che i comuni hanno avuto i tagli orizzontali e c'è qualcuno che afferma la stabilizzazione dipende dai comuni e dalla regione, cioè è un'operazione ma concordata con il governo trovando le risorse. Noi lo conosciamo il problema e per quanto riguarda la regione ce ne stiamo occupando con serietà. È ovvio che noi dobbiamo avere una copertura del governo per capire come è stato, perché questo è un altro bacino come gli LSU e gli LPU creati in passato e ancora ne abbiamo da stabilizzare. Questa è la sostanza. Fosse di persone all'epoca io suggerivo ad alcuni che ho incontrato che andavano fatti i tirocini nel campo del privato, avrebbero avuto più dignità di lavoro e anche di contribuzione, quindi è una cosa che è nata male, però è ovvio che bisogna occuparsene con serietà.
Parliamo adesso di cronaca con l'intervento dei corpi speciali dei carabinieri a Grotteria nel Regino, dove un uomo ha prima accoltellato un compaesano e poi si è barricato in casa. Momenti drammatici a Grotteria, dove un uomo, dopo aver accoltellato un suo compaesano a seguito probabilmente di una lite, si è barricato in casa minacciando di compiere anche atti autolesionistici. L'uomo si era barricato nella sua abitazione dopo essere fuggito dal luogo dell'accoltellamento. Successivamente uscito sul balcone della stessa casa, cominciava ad inveire contro i familiari della persona ferita. Nello stesso tempo sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno cercato di negoziare una soluzione, ma il feritore non sembrava propenso a cedere. Proprio un carabiniere ha però continuato a ragionare, a dialogare con lui senza scoraggiarsi, mentre alcuni suoi colleghi delle aliquote di pronto intervento di Reggio Calabria e i militari della compagnia di Rocella Ionica e del comando gruppo di Locri bloccavano le due uscite della casa, decidendo di fare irruzione dal retro, una strategia che ha funzionato. Mentre i militari infatti forzavano il secondo ingresso, l'uomo ha capito che sarebbe stato meglio arrendersi, così è uscito dall'ingresso principale e si è consegnato ai carabinieri. L'uomo è stato sottoposto successivamente a trattamento sanitario obbligatorio. 5 ore di interrogatorio per l'ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, arrestata proprio con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La donna ha respinto le accuse e ha detto nessun favore ai boss. Non è stato mai fatto nessun favore ai boss, è quanto avrebbe dichiarato Maria Carmela Longo, ex direttrice del carcere di Reggio Calabria, nel corso del suo lungo interrogatorio di garanzia, durato 5 ore e conclusosi ieri sera a tarda ora. Maria Carmela Longo, che fino a pochi giorni fa ha guidato la sezione femminile del carcere di Rebibbia, è stata arrestata 3 giorni fa con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, proprio per presunti favori ai boss reclusi nel carcere reggino. Indagate altre 4 persone, tra cui un medico e alcuni agenti penitenziari. Oggi il suo legale, l'avvocato Giacomo Iaria, fa sapere che la donna ha negato di aver mai creato un regime preferenziale verso qualche detenuto e sottolinea con forza che le diverse ispezioni fatte al carcere non si sono tradotte in procedimenti disciplinari. L'avvocato ammette che a Reggio Calabria ci potesse essere la possibilità per i detenuti di collocarsi in una sezione piuttosto che in un'altra, ma dice che non è detto che questo sia funzionale a favorire l''ndrangheta. Anzi, ricorda come l'ex direttrice abbia sempre operato di intesa con gli organi superiori, dai quali ha ricevuto assensi e riconoscenze. L'avvocato Iaria non ha formulato al GIP la richiesta di revoca degli arresti domiciliari, ma ha annunciato il ricorso al Tribunale della Libertà. Numerosi gli incendi che anche nelle ultime ore si sono sviluppati in Calabria, fiamme spesso appiccate dall'uomo. Anche oggi numerosi roghi in tutta la Calabria, in fumo, ettari di bosco e di macchia mediterranea. Sono quotidiani gli interventi di Canadair, elicotteri, delle squadre a terra, fiamme spesso appiccate dall'uomo. I numeri sono davvero allarmanti. Pensate, nei mesi di luglio e agosto gli incendi gestiti alla sola operativa del servizio antincendio boschivo sono stati oltre 4.000. La risposta naturalmente del sistema antincendio boschivo c'è stata. Voglio precisare che si tratta di roghi soprattutto rinvenienti da incendi non provocati all'interno di boschi, ma roghi che sono stati provocati ad esempio all'interno di aziende agricole o di terreni abbandonati che poi sono propagati ad altri territori. In ogni caso il mio appello continua ad essere nei confronti dei calabresi civili, al loro senso civico e al rispetto dell'ambiente, al rispetto del territorio, che è anche un'occasione per ognuno di noi per avere crescita ed occupazione. Per cui l'invito ancora una volta è rivolto ai calabresi, al loro senso civico, perché ogni calabrese deve diventare un agente per il controllo dell'antincendio e non soltanto in termini di prevenzione, non soltanto in termini di spegnimento. Ed ora ci spostiamo a Bocchigliero per un incontro sul turismo promosso dall'Umpli e dalla Proloco.
Riscoprire la natura e la cultura dei territori attraverso il turismo lento. A Bocchigliero l'incontro promosso dall'Umpli e dalla Proloco. L'idea del turismo lento, è stato sottolineato, prevede il potenziamento dell'esperienza turistica con una totale immersione del viaggiatore nella cultura locale del territorio grazie al ruolo delle Proloco. Nel corso dell'incontro è stato inoltre evidenziato il ruolo dell'Umpli e quindi delle Proloco come enti del terzo settore. Tra i relatori Carmine Lupia, responsabile del progetto Cammino Basiliano, che ha illustrato questo percorso tutto calabrese lungo ben 1040 km fatto di 72 tappe e 140 borghi, tra i quali anche Bocchigliero, e che congiunge Rocca Imperiale a Reggio Calabria. L'associazione Cammino Basiliano inoltre ha avviato, insieme all'Umpli Cosenza, un protocollo d'intesa. Nel corso dell'incontro è stata evidenziata poi l'importanza di attuare in tempi rapidi le misure straordinarie di sostegno al mondo relativo alla filiera turistica. È stata inoltre condivisa l'idea di avviare forme di coordinamento permanente tra tutti gli attori pubblici e privati per condividere obiettivi, strategie, progetti e linee guida da adottare per migliorare la qualità dell'offerta turistica adeguandola alle attuali misure di sicurezza e prevenzione all'insegna della sostenibilità ambientale. Bene, questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.